Il ritorno dell'inflazione e il conseguente aumento dei tassi di interesse ci hanno consegnato, tra le altre cose, un paese con banche più ricche e famiglie più povere. I Veneti, ad esempio, nell'ultimo anno hanno subito una sforbiciata dei propri risparmi per un importo complessivo che sfiora il miliardo e mezzo di euro. Bruciati in fumo, volatilizzati. Per definire i risparmi dei veneti aggrediti dall'inflazione si possono sprecare espressioni colorite e aggettivi. Resta il fatto che la cifra è record, forse senza precedenti. In principio è stato il caro energia con un effetto domino che ha riguardato tutte le filiere, senza contare che l'aumento dei tassi deciso a livello europeo per raffreddare i prezzi ha provocato l'aumento del costo del denaro per chi chiede prestiti e mutui a tasso variabile. Del miliardo e mezzo perso in Veneto, oltre 450 milioni si sono dileguati nel Vicentino, poco più di 420 a Padova, 189 nel Veronese, 249 nella Marca Trevigiana, 116 a Venezia e 107 nel Polesine. L'unica provincia con segno positivo tra le pochissime in Italia, Belluno, che incrementa i depositi in banca di 60 milioni, l'eccezione che conferma la regola. È una cifra abnorme che si aggiunge a tutti i dati che ormai da 1 anno a questa parte stiamo registrando, nonostante un calo ultimo dell'ultima registrazione Istat al 7,6, secondo il nostro osservatorio prezzi, i beni primari invece registrerebbero un aumento del 14%. Una crescita vertiginosa che porta le famiglie a indebitarsi anche per acquistare beni primari. Sempre più persone si rivolgono a noi per questioni di sovraindebitamento. Quindi persone che negli anni hanno fatto mutui, finanziamenti e quant'altro, di vario tipo e che adesso non riescono più a far fronte al cumulo dei propri debiti. Per la Federconsumatori di Treviso servono azioni immediate da parte dell'esecutivo. Non è più tempo solo di bonus, ma è tempo di trovare, soluzioni strutturali che possano, aiutare soprattutto le, fasce più deboli della popolazione.